In compagnia di Carlo Bertinato al termine della vittoria del Trissino 1-0 contro questo Seregno che ha creato, anzi vi ha reso la vita difficile. Sinceramente faccio i complimenti al Seregno perché ha giocato bene, secondo me ha fatto una gran partita, però altrettanto faccio i complimenti ai miei ragazzi perché anche tutto fino alla fine, a 2 minuti dalla fine abbiamo fatto il gol e vittoria, però meritavamo di farlo prima, è arrivato alla fine e va bene così, dai. Forse appunto è mancato un po' di cattiveria sotto porta da parte del Trissino, viste le numerose palline gol create. Sì, abbiamo giocato 2 rigori testa a testa, però ricordiamo che manca anche Jacopo Raniero che si è fatto male, quindi manca una pedina importante, abbiamo dei giovani da valorizzare, quindi faremo giocare loro. Questa sera ha giocato Ciambetti che è un giovane promettente, c'era anche Filippo Mazzaggi in panchina che anche lui è un giovane promettente, faremo giocare anche lui e valorizzeremo i giocatori nostri del vivaio. Ora contro il Sandrigo, l'inizio di questo campionato di Serie A2 che si pronuncia molto difficile, come ci arrivate? Sinceramente ci arriviamo bene, di testa bene, abbiamo perso le prime 2 partite di Coppa Italia, del girone di Coppa Italia, ma la prima in casa col Correggio vinciamo 3-1 a 4 minuti dalla fine, a Valdagno abbiamo dominato la partita, abbiamo perso e dopo abbiamo incanalato una serie di vittorie che adesso abbiamo il morale alto, ce la giocheremo bene fino alla fine del campionato. Grazie mille. Grazie.